A Cavallino Tre Porti sono arrivati i primi 80 operatori sanitari degli oltre 1500 in arrivo nelle prossime settimane che hanno risposto all'invito del comune, parco turistico e asso camping per trascorrere una settimana di vacanza in tranquillità immersi nella natura del territorio. L'iniziativa si chiama A Braccia Aperte e per tutto il territorio si tratta di un riconoscente impegno per quanto il personale sanitario ha fatto in questi mesi con spirito di servizio, umanità e amore. Oltre 1 migliaio sono state le settimane di vacanza donate dalle strutture ricettive e ora i primi operatori sanitari sono arrivati in città, salutati anche con una cerimonia in piazza, sempre nel rispetto delle norme anticoronavirus. Una grande emozione, il fatto di aver regalato a dei sanitari la possibilità di passare con la propria famiglia un momento di relax dopo questa emergenza terribile sanitaria è stato per noi di grande soddisfazione. Ovviamente questo non ci fa dimenticare la grande preoccupazione per il futuro, per l'emergenza economica, per il lavoro, per i lavoratori stagionali, per il turismo, per le nostre imprese, però intanto godiamoci questo momento. Quanti sono i sanitari che in queste settimane, nelle prossime settimane arriveranno qui a Cavallino Tre Porti a godere di questo territorio? Si tratta circa di 1500 sanitari, 21.000 presenze complessivamente, quindi un momento importante. Questo territorio è un territorio estremamente generoso, ha delle imprese che sanno fare impresa ma che sono anche molto disponibili e molto generose e così abbiamo anche delle economie che si mettono in movimento e abbiamo un momento importante anche per la reputazione del nostro comune. Com'è stato lavorare in quelle condizioni, quei giorni? La tranquillità c'era, mancava, cosa si provava? È stato molto difficile, soprattutto perché la gente non riusciva bene a capire qual era purtroppo il rischio che si correva. Per cui per noi è stato fondamentale far capire, aiutare le persone a guidarli soprattutto in questo periodo. Dopo tutto questo tempo però la comprensione c'è stata o ancora si fatica? Si fa molta fatica, molta fatica, perché la gente pensa di essere tornata alla normalità, però purtroppo non lo siamo ancora e noi siamo ancora molto presi, non è finita purtroppo. Invece dal punto di vista personale, come riuscire a poter staccare per una settimana, 10 giorni o il periodo che vi siete presi? È fantastico e sto cercando di godermela appieno e poter stare con la mia famiglia, star qui, poter godere di queste giornate splendide perché abbiamo avuto anche il sole che ci ha aiutato, ci aiuta tantissimo per poi ritornare carichi e poter di nuovo continuare con questa lotta. Bellissimo, proprio. Qui sono stata per la prima volta benissimo, mi sono sentita leggera ed era un sacco di tempo che non mi sentivo così. Grazie a Cavallino Tre Porti. Vai!